Eccoci a Malga Camp. Adesso la prossima tappa è il bivacco Menegazzi. Eccoci qua, bivacco Menegazzi. Il momento della verità si avvicina. Si mangia o non si mangia? Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Gosaldo, un ridente paesino nell'Agordino. La nostra escursione di oggi è un giro ad anello in senso antiorario che ha come obiettivo principale il rifugio Malga Cavallera. Ci troviamo sotto le pareti meridionali del gruppo delle Pale di San Martino. La località è Villa Sant'Andrea, sono segnate tutte le nostre tappe. Malga Camp, poi il bivacco Menegazzi e infine Malga Cavallera che, come vedete, è stato aggiunto rifugio alpino perché lo è dal 2023, cioè da poco. Per arrivare a Malga Camp basta seguire questa strada che è quella di servizio chiusa al traffico. In poco più di un'ora dovremo arrivarci. Mamma mia, è ripidissimo. Stiamo per caso facendo tutto adesso? Sì, il dislivello lo facciamo quasi tutto adesso per raggiungere Malga Camp. Sono circa 500 metri. Mamma mia, è quasi verticale. Sì, è ripido nella prima parte. Meno male che è comodo comunque. Ah sì. Eccoci arrivati a Pian di Scagne. Adesso abbiamo due opportunità. Una è il sentiero, che è Malga Camp diretta, e l'altra invece è continuare per la strada. Ovviamente il sentiero è più veloce, una specie di scorciatoia, ma noi ce la vogliamo prendere comoda e quindi continuiamo a seguire la strada. Siamo a Pian del Gal. A sinistra si va direttamente al rifugio Malga Cavallera, ma così si tagliano fuori sia Malga Camp che il bivacco Menegazzi. Quindi noi andiamo a destra, per di qua. Anche se sui cartelli c'è scritto bivacco Menegazzi, ma bisogna fare un'ulteriore deviazione. Allora l'anello è molto più completo se noi andiamo di qua. Hanno cementato la strada, è talmente ripida qui. Beh, il dislivello è quasi tutto qua. Eccoci a Malga Camp, chiusa. Da un po' di anni, vero? Sì, è chiusa da tanto. Prima tappa del nostro itinerario di oggi. E da qui c'è un panorama fantastico. Perfino le vette feltrine si vedono. E da questa parte invece la parte meridionale del gruppo delle Pale di San Martino. Adesso la prossima tappa è il bivacco Menegazzi. Questo è il tratto più bello, più panoramico di tutto il percorso, ma è anche il più escursionistico perché è un sentiero. Ci vorrà circa un'ora.
Percorso libero. Malga Camp si vede, e lì si vedono i tetti, i tetti delle due casere. Questa è ancora vaia, secondo te? Non lo so. Beh, un albero Potrebbe. caduto. Ce ne sono anche degli altri, sì, probabilmente. E qui è molto selvaggio. Molto selvaggio. Attenta a non sbattere la testa sul tronco o sui suoi rami. Siamo in mezzo alle piante di lampone. Eh sì, perché non è ancora stagione. Si passa qui? E beh, si deve passare in qualche modo. Ecco, siamo sul punto più impegnativo del percorso. Qui è franato tutto praticamente e bisogna trovarsi la strada per attraversare il torrentello. Allora, o qua o così. Io provo così. Sì, cercati la strada, sì. Ok. Su! Non è facile, Piccola sorpresa. Selvaggio ma bellissimo. Sì, esatto. Bellissimo.
Prego. Grazie. Non vedo animali però. Beh, i camosci li abbiamo visti prima. No, ma mucche. Ah, sono più là. Qui ci sono stati gli cinghiali. E beh, il pascolo è qua vicino. Ecco il bivacco. Eccoci qua. Bivacco Menegazzi, seconda tappa di oggi. Vediamo se il bivacco è aperto. Sì. Di qua si accede alle stanze probabilmente. C'è un tavolo. Piccolino ma carino. La stufa, bello. Bello, sì. Una scala. Bisogna andare su. Ah, sembra un escape room. Ah, ci sono le brande. Yeah? No. Ok. Beh, carino però. Bene, la prossima tappa è molto vicina, Malga Cavallera 15 minuti, dove speriamo che ci diano da mangiare. Grazie. Ecco la Malga. Rifugio Malga. Rifugio. Dal 2023 questa Malga è diventata anche un rifugio. E speriamo che possiamo mangiare questa volta. Che non ci succeda come allo Spitz de Zuel. Il momento della verità si avvicina. Si mangia o non si mangia? Si mangia, si mangia. La fame goia. Sì, ma anche l'altra volta ce l'avevamo. Ce la siamo tenuta. Prego. Grazie. Ecco le mucche. Felici. Numero 9. Tavolo numero 9. Perfetto. Bella vista. Vedi. Andiamo a vedere il menù. Ok. Dov'è? Qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Antipasti, tagliere misto. Primi, tagliatelle, canederli, minestroni. Secondi, piatto croda, patate, uova e speck, contorno, c'è di tutto, dolci, c'è di tutto qua. È arrivata la birra. Birra artigianale Di Borgo Val Sugana. Assaggia, dimmi com'è. Intanto è ghiacciata. Buonissima. È arrivato il tagliere di affettati misti e formaggi. Con una salsina, cos'è, peperonata? Questo va bene con il formaggio. Abbiamo fatto un misto, sono arrivati canederli, fagioli, formaggio d'Obiaco e polenta. Ciao vitello. Devo passare qua dietro perché qui c'è fango. Mi fai passare? Grazie. Mi fai passare? Grazie. Ecco, qui ci sono le mamme. Ciao. 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 Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Tu sei proprio carino. Buongiorno. Ciao mucche. Ciao vitellino. Ecco, adesso per tornare a Gosaldo dobbiamo chiudere l'anello. Quindi dobbiamo scendere per la strada di servizio che porta a Domadore e fra 3 tornanti dovrebbe esserci un cartello e una strada un po' più stretta di questa che va a sinistra e che chiude l'anello al Pian del Gal. E vediamo. Vediamo se è vero. Se è vero. Chiedi alla mucca. Ti domando? Sì? Chiedi? Signora mucca. Signora mucca. Per andare a Gosaldo, da che parte dobbiamo andare? Da che parte? Ah, di là! Ah, bene. Di là? Sì? Vedete di qua? Ok. Andiamo. Questa è la deviazione. Eccola qua, Pian del Gal, ovviamente anche Malga Camp che l'abbiamo già fatta, e poi Villa Sant'Andrea che è dove siamo venuti. Si chiude l'anello prima di arrivare a Gosaldo, all'altezza del Pian del Gal. Ok. Bene, possiamo andare. Siamo salvi. Siamo salvi. La mucca passa. Salita, a stomaco pieno. Siamo al Pian del Gal. Ah, di già. Sì, abbiamo chiuso l'anello. Che veloci. Siamo arrivati a Pian del Gal. Adesso per tornare al parcheggio di questa mattina basta seguire la strada dell'andata in discesa. Il percorso è stato molto bello, super panoramico e questa volta siamo anche riusciti a mangiare. Come livello di difficoltà il percorso va considerato escursionistico, attenzione soltanto a quell'impluvio franato. Da Gosaldo è tutto, grazie e alla prossima!